Sì a un'accoglienza diffusa, no invece a caserme e tendopoli per dare alloggio ai migranti. La linea del governatore veneto Luca Zaia e di molti sindaci dei nostri comuni incassa anche l'avallo non frequente e nemmeno scontato dell'attivista veneziano Beppe Caccia, esperto di soccorsi in mare nel nostro Mediterraneo. Secondo Caccia la soluzione c'è. Le persone che sbarcano nel nostro paese hanno bisogno di un'accoglienza dignitosa, hanno bisogno di percorsi di inclusione sociale e questo è possibile con un'accoglienza diffusa, con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni, delle comunità locali, con il coinvolgimento delle esperienze migliori del terzo settore, cooperative, associazioni che sono perfettamente in grado, se adeguatamente sostenute dallo Stato, di offrire un'accoglienza dignitosa a queste persone. È questa la strada da seguire. La situazione attuale, dice Caccia, era ampiamente prevedibile. Poi una stoccata al governo italiano, a giudizio suo, sensibile ad azioni bollate dal coordinatore di Mediterranea Semi-Humas come pura propaganda elettorale. Questa non è un'emergenza, è un fenomeno che dura almeno da 20 anni, è un fenomeno che nelle dimensioni che ha assunto in questo anno 2023 poteva essere ampiamente previsto, era del tutto prevedibile. Il governo ha preferito invece spendere mesi in inutile propaganda ideologica contro l'invasione, per il blocco navale, producendo delle norme i cui effetti sono andati poi a scontrarsi con la realtà.